siamo anche con il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Stefano Patuanelli. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno Claudio. Va bene la BCE ad alzare i tassi? No, la risposta sbagliata, è la risposta più banale e semplice che la BCE dà all'aumento dell'inflazione. In realtà bisognerebbe intervenire immediatamente per frenare ciò che sta portando all'inflazione, che è il costo dell'energia. Io credo che l'Europa debba affrontare il tema invece del come garantire ai cittadini europei di avere un'energia a un prezzo inferiore rispetto a quella di oggi, nonostante l'aumento, peraltro relativo, del costo del petrolio, perché quello che sta succedendo in Iran, anche se le notizie delle ultime ore fanno pensare forse a un accordo, ma non ha portato all'esplosione del costo del petrolio in realtà, e quindi non è giustificato l'aumento del costo dell'energia in questa fase, e credo che la BCE, c'è l'Europa, non la BCE, ma l'Europa può avere altri strumenti per calmierare il prezzo dell'energia, che poi traina ovviamente il prezzo di tutti i beni al consumo, perché è chiaro che trasporti, energia, modalità produttive portano ad essere dipendenti dal costo dell'energia, e se l'energia aumenta, aumenta tutto il resto. Non è uno squilibrio del rapporto domanda-offerta che sta creando l'inflazione, che in quel caso diciamo, ha come soluzione l'aumento dei tassi, è una situazione esogena, cioè esterna, che porta a un aumento dei prezzi, e intervenire sui tassi penso che possa soltanto produrre maggiore fragilità economica ai sistemi dei vari paesi europei. Senta Patuanelli, ovviamente diciamo di solito cerco di evitare di chiedere all'opposizione o comunque ad esponenti di altri partiti cosa pensano. Io eviterei di rispondere, quindi. Però diciamo, visto che ormai insomma fa politica da alcuni anni, le chiedo se secondo lei, ieri abbiamo visto effettivamente una chiusura a Vannacci, se lei immagina che ad un certo punto il centrodestra lo ingloberà in qualche modo. Ma sicuramente. Sicuramente. Ma sicuramente, io credo che in questo momento sta accadendo a Vannacci ciò che è accaduto a Meloni e a Fratelli d'Italia durante la fase del governo Draghi, no? Un'opposizione, in quel caso l'unica opposizione al governo, in questo caso è l'unica opposizione di destra al governo, che raccoglie consenso a chi pensa che ciò che ha fatto il governo di centrodestra di Giorgia Meloni non sia sufficientemente di destra o non abbia dato le risposte che prometteva di dare in campagna elettorale. Da questo punto di vista però è un dato oggettivo, voglio dire, il tema delle migrazioni, il blocco navale, la sburocratizzazione del paese, sono tutte promesse di campagna elettorale che il governo Meloni non ha mantenuto. La sicurezza nelle città, cioè, viviamo in una fase di grande insicurezza in tanti centri abitati, non soltanto nelle grandi città ma ormai anche nelle piccole periferie, quindi è chiaro che Vannacci sta lucrando su questo modo di fare opposizione alla destra. Dopodiché sa benissimo che crescerà ancora, è probabile che sia così, e diventerà determinante per il risultato elettorale, e a quel punto il centrodestra, che è la grande invenzione, l'eredità di Silvio Berlusconi, aver creato, no, il centrodestra, che ha come obiettivo, non sono tanto d'accordo con l'amico Durigon sul fatto che abbia come obiettivo quello di migliorare la vita delle persone, ma c'è una parte del centrodestra che ha come obiettivo quello di stare a governare, e cercheranno di trovare il modo per conglobare anche Vannacci e restare al governo. Io penso che non sarà sufficiente, perché poi è un fenomeno che come si gonfia così si sgonfia, no? Se smette di fare ciò che sta facendo e torna nella casa madre del centrodestra italiano, probabilmente si sgonfia e ritorna a percentuali molto più limitate di queste. Ricordato Berlusconi, sicuramente è stato colui, fra l'altro oggi è anche l'anniversario della sua scomparsa, quindi insomma pensiamo anche a lui comunque tra le tante cose, sicuramente come colui che ha fondato il centrodestra come noi oggi lo conosciamo. Chi sta fondando, se lo stanno fondando, il campo largo? Glielo chiedo anche alla luce del fatto che ieri comunque voi invece vi siete presentati ancora una volta con risoluzioni completamente distinte, posizioni molto diverse sull'Ucraina, sull'apertura alla Russia, ma non soltanto. Ma guardi, io non so chi è che sta creando il campo progressista, lo stiamo facendo intanto ragionando di cose e di programmi. Noi abbiamo come forza politica, come Movimento 5 Stelle, un'attività che sta andando avanti ormai da più di un mese sulla costruzione del nostro progetto per il Paese, attraverso la consultazione dei nostri iscritti e anche di tante persone che si sono avvicinate pur non essendo iscritte e non votando neanche il Movimento 5 Stelle, con degli appuntamenti che abbiamo fatto nelle scorse settimane in più di 100 province. Nova, nei prossimi 2 sabati ci sarà un seguito e poi ci sarà un evento conclusivo, e credo che prima di tutto serva costruire il progetto, perché penso che sarebbe un po' surreale pensare di vincere le
elezioni e poi durare un anno e tornarsene a casa perché non siamo d'accordo su come risolvere i problemi, e soprattutto se non abbiamo le risposte ai problemi del Paese. Io quello che dico sul tema delle risoluzioni, guardate, la risoluzione del centrodestra ieri è una risoluzione totalmente vuota, che non dice assolutamente nulla, perché anche all'interno del centrodestra le posizioni della Lega, quelle di Forza Italia, sono difficilmente conciliabili all'interno del panorama della politica estera internazionale e danno risposte diverse. Abbiamo sentito sul tema del gas russo, cosa ha appena detto. Anche da voi sul gas russo mi sembra. No, ma noi abbiamo detto che in questo momento non ci sono le condizioni per farlo, riteniamo che fino a quando c'è un conflitto lì non si debba fare. Poi sulle sanzioni abbiamo visto tutti che non servono assolutamente a nulla e che sono un boomerang per il nostro Paese, quindi lì un ragionamento andrebbe fatto, ma a livello europeo, non soltanto a livello nazionale. Quello che dico è che anche il centrodestra ha le sue differenze, poi quando governi la sintesi la trovi, quando fai l'opposizione non hai la necessità e l'obbligo di trovare una sintesi, ma se andiamo a leggere poi le cose che sono scritte nelle nostre 6 risoluzioni di opposizione, ci sono prevalentemente temi comuni, poi su alcune cose la pensiamo in modo leggermente diverso e credo che in questo caso dovremmo trovare, soprattutto sul tema della politica estera, del diritto internazionale, delle modalità di principio con cui affrontare le tematiche. Quando avremo trovato quello troveremo anche la soluzione. Forse anche il leader. Poi verrà ancora. Il leader è qualcosa che può avvenire anche più tardi, non credo nel leaderismo che attanaglia la politica italiana, credo nei programmi, credo nelle proposte che si fanno ai cittadini. Torno da lei, si ragiona però anche su una legge elettorale. Lei diceva sicuramente non governo, probabilmente se la legge elettorale cambia è una possibilità, perché ovviamente insomma, chiede di avere delle coalizioni molto ampie per poter poi raggiungere l'obiettivo del premio di maggioranza. E allora torno a chiedere, questa legge elettorale che voi contrastate, ieri sono stati presentati tutti gli emendamenti, voi avete anche una vostra controproposta, se per esempio a un certo punto ci fosse un emendamento sulle preferenze, voi lo votereste o no come Movimento 5 Stelle? Noi per principio riteniamo che questa legge non sia migliorabile. Noi abbiamo una proposta che ovviamente contiene il tema delle preferenze. Ricordo che il Movimento 5 Stelle è nato, il famoso V-Day, con una proposta di legge iniziativa popolare che prevedeva 3 cose: no ai condannati in Parlamento, massimo 2 mandati e ritorno alle preferenze. Quindi sta proprio nel nostro DNA la preferenza. Il tema è che non è che la preferenza risolve una legge elettorale che è sbagliata, che determina automaticamente una maggior forza del potere esecutivo rispetto al Parlamento. Cioè la nostra proposta sul proporzionale riguarda un ragionamento sul fatto che siamo una repubblica parlamentare, è in Parlamento che si trovano le maggioranze ed è il Parlamento che dà un mandato al governo, non è il contrario. Nel momento in cui c'è un premio di maggioranza così forte è chiaro che poi l'esecutivo ha un potere totale rispetto al Parlamento e crediamo che sia sbagliato. Poi ha dei profili di incostituzionalità, il Senato non può essere eletto su base nazionale e di fatto sarà così. In Campania il centro-sinistra avrà sicuramente la maggioranza, in Veneto il centro-destra avrà sicuramente la maggioranza, eppure il premio di maggioranza lo prenderà una delle 2 coalizioni uguale sia in Campania che in Veneto, quindi dove ho perso dal punto di vista regionale avrò comunque il premio di maggioranza. È palesemente incostituzionale, quindi non è una legge migliorabile e io penso però che oggi forse dovremmo parlare di alcuni problemi un po' più cogenti per le persone che non arrivano più a fine mese, che hanno il problema della benzina che è di nuovo sopra i 2 euro al litro nonostante il fittizio taglio delle accise del governo, e di legge elettorale forse si può anche far meno di parlare. Allora, parlando appunto di problemi che riguardano gli italiani, Patuanelli, le chiedo ovviamente un commento sulle dichiarazioni di Appendino, anche con la consapevolezza che adesso mi sembra che nel campo largo paradossalmente siete una parte dei 5 Stelle, Renzi, e una parte dei riformisti del PD a non volerla questa patrimoniale. Io credo che si debba partire dal presupposto che questo è il governo del record di pressione assoluta, di pressione fiscale degli ultimi 20 anni e quindi l'obiettivo del prossimo governo sarà quello di abbassare le tasse facendole pagare a tutti. Dopodiché va fatta una redistribuzione? Sicuramente sì, credo che vada spostata la tassazione dal lavoro alle rendite finanziarie. Credo che sia molto difficile prevedere una patrimoniale perché poi i patrimoni si spostano molto facilmente in una interconnessione finanziaria così ampia come ormai è quella del quadro finanziario internazionale. Il patrimonio è facile farlo spostare da un paese all'altro, però il principio secondo cui chi ha di più e una maggiore progressività della tassazione, chi ha di più deve contribuire di più, io lo condivido totalmente con Chiara Appendino. Probabilmente quello non è lo strumento più giusto per metterlo in campo, ma peraltro poi
Credo che sia anche un grande boomerang mediatico, diciamola così, no? Perché in un momento in cui è acclarato che questo governo ha aumentato la pressione fiscale, parlare di una nuova tassa probabilmente è difficile da spiegare al Paese e quindi forse dovremmo fare un po' più attenzione su questo. Ricordiamo, in dubbio il record, le ricordo ovviamente, come ha sottolineato ieri la Premier, la pressione fiscale aumenta anche perché aumentano l'introito che deriva dalla lotta all'evasione, così insomma anticipo quello che risponderebbe Durigon, però una cosa, Appendino tra gli strumenti in questa intervista dice anche che si potrebbe anche pensare ad aumentare la tassa di successione, ecco questo può essere un'alternativa? Essendo una rendita in qualche modo non produttiva può essere un'alternativa, però ripeto non si può guardare un pezzetto soltanto, serve una riforma fiscale che sposti la pressione fiscale dal lavoro, dal reddito di lavoro alla rendita finanziaria e alle rendite in generale. Credo che questo sia il quadro, serve che tutti paghino le tasse per provare a farle pagare meno a tutti. Democristianissimo, non lo prenda come un insulto Durigon, però Patuanelli un minuto sui medici di famiglia, è una riforma che secondo... Una notizia, lo sono davvero, attenzione, in altri aspetti, ma facciamo anche una bianca democristiana la balena della Lega. No, scherzi a parte, sui medici di famiglia veramente... Guardi, non è nel modo di dover agire, perché Patuanelli può dirlo, insomma, trovo sempre soluzioni. Confermo, poi sorridevo prima perché abbiamo ruoli speculari. Io da vicepresidente del movimento ho l'incarico di raccogliere un po' più di consenso al nord, perché dove noi siamo un po' più deboli e quindi di dialogare di più col mondo delle imprese, avendo fatto il ministro, insomma cerco di dare una mano in questo senso, ma abbiamo veramente un ruolo speculare. Ma sul tema dei medici di famiglia, sì, l'ennesimo pasticcio, no? Governo, Schillaci messo all'angolo, regioni che spingono. Ma l'idea di Schillaci andava nella giusta direzione secondo me probabilmente sì, il tema è che anche questo problema il governo, che pure sta diventando il più lungo della storia della Repubblica Italiana, il governo più duraturo, non ha risolto nessuno dei problemi del Paese. E questo lo dirà evidentemente il voto il prossimo anno.